Amici di Sportisili, bentrovati in Pillole di Sessa, settima puntata del nostro approfondimento sul calciomercato di Palermo, Messina e Catania. Qui per voi Aldo Sessa che vi terrà compagnia fino a circa le 18:30, ma credo che oggi andremo un pochino più lunghi perché c'è tantissima carne al fuoco in questo pomeriggio di fine luglio. Innanzitutto perché il mercato del Palermo si è definitivamente sbloccato, forse anche in virtù dell'amichevole con il Pisa che ha lasciato probabilmente qualche strascico, o forse è arrivato il momento per il Palermo di chiudere queste trattative. Fatto sta che ben 6 calciatori si stanno approssimando per diventare ufficialmente dei tesserati del Palermo. Oggi la presentazione, tra l'altro, di Mirko Pigliacelli. Tante novità dal punto di vista del settore difensivo e ancora tanto da fare per quanto riguarda la linea mediana del campo e l'attacco. Ma non solo il Palermo, anche il Messina comincia la sua stagione, la sua campagna acquisti tutta votata ai giovani, almeno per questa prima fase, e ci sono molti nomi interessanti che andremo poi un pochino a sviscerare, andare a vedere quelli che sono i profili di cui si è interessato il Messina. E poi Catania, c'è ancora attesa per la nomina del nuovo allenatore del Catania, tanti nomi in ballo e naturalmente fin quando non si annuncerà il nuovo nome dell'allenatore del Catania, così come anche l'ufficialità vera e propria dell'ammissione in Serie D, non si potrà aprire il mercato, ma ci sono dei colpi anche lì pronti per essere sparati. Prima di ogni cosa, seguite la nostra pagina Facebook da dove stiamo trasmettendo, ma anche i nostri canali social, da YouTube a Instagram fino a Twitter. Su YouTube c'è ancora e naturalmente c'è la nostra diretta per seguirci e vedere tutte le altre puntate di Pillole di Sessa, ma soprattutto mettete un mi piace alla nostra pagina e seguite il nostro sito www.sportisili.it per rimanere sempre aggiornati su queste notizie, di quelle che andremo a parlare in questo momento, ma anche su tutte le altre notizie dello sport siciliano che noi cerchiamo di in qualche maniera aggiornarvi proprio su questo. Allora, partiamo subito dal calciomercato del Palermo, come dicevamo, grandi novità in casa rosanero dopo una fase certamente un pochino di stasi dovuta all'insediamento del City Group e la prima fase di rodaggio del mercato. Si cominciano a sbloccare le trattative sia in entrata che in uscita dei rosanero. Come potete vedere, come potete anche aver letto in questi giorni, in questi minuti, praticamente da domenica non si parla altro in casa Rosanero dei nuovi acquisti che stanno arrivando in Rosanero. Come potete vedere anche in grafica, il Palermo ha praticamente chiuso per altri 6 giocatori, naturalmente oltre Pigliacelli. I nomi sono quelli di Stoppa, Pierozzi, Nedelsiauro e Devetac, così come anche Stoppa, sono arrivati in sede oggi, quindi praticamente sono prossimi a diventare anche giocatori del Palermo, e sappiamo anche il nome di Elia che ormai è integrato in un gruppo praticamente dal ritorno del Palermo da quel di Bergamo, dove aveva appunto sfidato il Pisa e perso malamente per 5-0. Non solo questo, poi andremo ad approfondire naturalmente, ma il mercato in uscita spinge il Palermo a ehm, cercare nomi sulla linea mediana del campo, e si stanno facendo appunto i nomi di Calò e Segre, soprattutto in virtù dell'uscita di Jacopo Dall'Oglio, diciamo addirittura d'arrivo ormai il suo trasferimento ad Avellino. Andiamo ad analizzare quelli che sono un pochino i nomi, ne avevamo già parlato in altri appuntamenti, ma adesso possiamo anche andare a sviscerarli anche un po' meglio. Partiamo subito da Stoppa. Stoppa è uno dei profili certamente più interessanti di quelli arrivati a Palermo in questi giorni. È un vero e proprio jolly d'attacco. L'anno scorso ha giocato con la Juve Stabia segnando 11 gol e marcando anche 6 assist.
praticamente giocando in tutte le posizioni avanzate, dall'ala destra all'ala sinistra fino anche al trequartista. In alcuni casi è stata anche una prima punta, quindi di fatto potrebbe rappresentare un vero e proprio, come dicevamo, jolly per tutte le posizioni. Verosimilmente potrebbe essere il trequartista, il vice Luperini, o perché no, in alcuni momenti essere il vice Brunori. Ma vedremo anche se Baldini studierà nuove mosse tattiche per eventualmente provare magari uno Stoppa o qualche altro giocatore vicino a Brunori, magari cambiando un pochino l'assetto che ha portato il Palermo in Serie B. Questo è uno dei pochi nomi in realtà del reparto avanzato insieme a quello di Elia, di cui abbiamo già parlato lungamente, che arriva dall'Atalanta con un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Piccolo inciso, Stoppa dovrebbe essere arrivato a Palermo con una formula del prestito di prestito oneroso, da qui a capire poi quale sarà eventualmente il riscatto. Ma come dicevamo, il Palermo ha soprattutto pensato a rinforzare la linea difensiva ed è quindi sono quindi arrivati i maggiori nomi, sono arrivati appunto in quel settore, tant'è vero che come potete vedere anche nelle fotografie insieme a Stop è arrivato questa mattina Edoardo Pierozzi, uno dei nomi che andranno a rinforzare la linea difensiva del Palermo. Pierozzi è un terzino destro, nell'ultimo anno ha giocato nell'Alessandria, è un ottimo prospetto, tra l'altro ha già giocato in Serie B, collezionando anche svariate presenze negli ultimi campionati, così come la presenza sulla fascia sinistra di un altro elemento come Marco Sala, altro giocatore che è prossimo a essere ufficializzato per il Palermo, dovrebbero presidiare le due fasce con naturalmente la possibilità, soprattutto per Sala, di essere i titolari di questi settori di campo. A destra naturalmente c'è un ballottaggio ben più vivo tra Pierozzi e Buttaro. Sulla sinistra una novità anche un po' a sorpresa è quella del difensore del Vojvodina Mladen Davotak, Davotak, scusatemi, un terzino sinistro che può anche giocare come difensore centrale e dovrebbe giocarsi il posto proprio con Sala. Intanto potete leggere la breaking news che è arrivata veramente pochissimi minuti fa riguardo il Messina. È ufficiale la cessione di Luigi Carillo al Novara, il giocatore difensore del Messina, che è stato uno dei protagonisti della salvezza dello scorso anno, è stato ceduto anche nell'ottica di quello di cui abbiamo sempre parlato, ovvero di un ringiovanimento della rosa del Messina e con l'innesto, poi vedremo, di tanti volti nuovi per quanto riguarda i giallorossi. Andiamo a leggere qualche commento che arriva proprio da Facebook. Ci scrive Riccardo Rosanero: Molina e Calabresi al Palermo e poi Di Mariano e Benali. Ci fa 4 nomi, ma che in questo momento non sembrano essere legati ai Rosanero. Certamente il Palermo sta cercando ancora, stavamo sdicendo quelli che sono gli ultimi acquisti del Palermo, sta cercando un ulteriore centrale insieme a Ionut Nedelcearo, che adesso andremo a definire meglio, e probabilmente cercherà qualche cosa a centrocampo, come dicevamo, per la partenza di Jacopo Dall'Oglio. Potrebbero anche essere altri i profili, diciamo, da andare a valutare. Leggiamo anche qualche cosa che arriva da Messina. Ci scrive Alex Iastrescu. L'altra volta ho avuto pure un po' di difficoltà a leggere, ma stavolta è andata meglio. Ciao, ci chiedono notizie appunto sul Messina, ci chiedono anche l'Ele Giallorosso, eventualmente altre novità. Vi chiediamo appunto di stare sintonizzati, perché adesso andremo a affrontare quello che saranno il tema Messina, ma certamente tanti sono i giovani che sono arrivati in questi giorni, come per esempio l'arrivo appunto di Gabriele Berto dall'Atalanta e Giuseppe Fili dall'Empoli, ma sono freschi appunto anche altri arrivi di giovani interessanti, e anche, attenzione, un colpo a sorpresa proveniente dalla Vibonese,
ma in questo momento non vi facciamo il nome, aspettate e diciamo rimanete sintonizzati perché adesso parleremo anche ed esclusivamente anche del Messina. Finiamo un attimino la panoramica su quello che è invece il Palermo, dicevamo colpi in difesa, si è detto dei due esterni sia a destra che a sinistra, ma anche un'operazione come difensore centrale è quello di Yonut nel Searu. Abbiamo già detto quanto ad esperienze già abbia il calciatore anche a livello europeo, ha giocato anche nelle K Atene, ha esperienze in Europa League. L'anno scorso, parentesi, bisogna dire non fortunatissima con il Crotone, chiusa poi con la retrocessione. Il giocatore però aveva comunque tante offerte, una su tutte quelle che arrivava dalla Toscana e appunto dal Pisa. Il calciatore dovrebbe arrivare a Palermo a titolo definitivo insieme a Davorak che arriverà appunto anch'esso a titolo definitivo. Gli altri saranno tutti dei prestiti con diritto di riscatto e contro riscatto essenzialmente, dando la possibilità al Palermo di confermare il giocatore ed eventualmente essere diciamo remuneratizzato remunerato, scusate, per quanto riguarda eventualmente un eventuale controriscatto. Gli ultimi nomi per quanto riguarda il Rosanero sono invece legati al centrocampo. Come si è detto, uscita di Jacopo Dall'Oglio a parte, e così come anche l'uscita che è stata confermata nei primi mesi, nei primi giorni di luglio con l'uscita di Moses Oger, sono appunto quelli di Calò e Segre, due centrocampisti con caratteristiche diverse, ma entrambi profili molto interessanti. Calò è più un regista, Segre è un centrocampista un po' più di rottura, ma anche lui abile nella costruzione del gioco. Sono due profili certamente molto caldi. Dalle ultime novità sembra che Calò sia in vantaggio eventualmente su Segre per arrivare in Rosanero. Naturalmente, dovessero esserci anche altre uscite, si potrebbero valutare magari l'acquisto di entrambi i calciatori. Anche in questo caso si dovrebbe studiare la formula. È molto più probabile che Calò possa arrivare con un titolo definitivo, quindi arrivare definitivamente al Palermo. Da capire invece quella che potrebbe essere la posizione di Segre. Ci chiedono in tanti notizie sul Messina, allora passiamo assolutamente al capitolo Messina, perché se Palermo ha certamente fatto diversi colpi negli ultimi giorni, il Messina non è stato assolutamente da meno. Sappiamo che sta per partire, ormai è alle porte quasi la stagione quando si presenteranno i calendari, che ricordiamo il giorno sarà il 2 di agosto, e da Messina ci chiedono appunto notizie anche su Alessandro Fontanarosa. È tra i nomi che certamente il Messina sta valutando. Il Messina, come si è detto, sta valutando una rosa molto giovane, tant'è vero che alcune delle uscite o dei mancati rinnovi riguardano proprio elementi esperti in questo momento della vecchia rosa che si è salvata. E il Messina ha chiuso per quattro giocatori molto giovani di grande prospettiva. Sono Gabriele Berto, di cui avevamo parlato già nella scorsa puntata, proveniente dall'Atalanta, ed è un difensore centrale, così come anche Giuseppe Fili dall'Empoli, così come anche come difensore dovrebbe arrivare, potrebbe arrivare, scusate, potrebbe tornare il difensore Daniele Trasciani, che era già stato a Messina. Ma un'altra ufficialità che è arrivata in realtà praticamente da poco è quella di Paolo Napoletano, punta esterna della classe 2002 l'anno scorso, almeno nella seconda parte della stagione, nella primavera del Pescara, un giocatore di prospettiva veramente molto interessante e che di fatto è un nuovo calciatore del Messina. Così come anche Alessio Piazza da Lecce, quindi due attaccanti e due difensori che vanno a integrare quella che è già la rosa, la base dei giallorossi, giocatori assolutamente molto, molto interessanti, ma come vi anticipavo prima c'è un nome di cui vi avevamo parlato già qualche settimana fa, riferendoci al Catania, ma lasciando trasparire che forse il calciatore aveva anche altre richieste. Stiamo parlando di Paolo Grillo,
centrocampista di scuola Palermo, poi grande esperienza in Serie C. Grillo era stato avvicinato appunto era stato avvicinato dal Catania, o comunque c'era stato un sondaggio da parte dei rossazzurri, non si è mai trasformato in una vera e propria trattativa, ma Grillo aveva già rivelato ai nostri microfoni come insomma avesse altri obiettivi, aveva anche altre offerte, ed è proprio un'offerta del Messina che potrebbe convincere Grillo a ritornare in Sicilia dopo la parentesi alla Vibonese nell'ultimo campionato, con un contratto annuale più una eventuale opzione per il secondo anno. Quindi un tassello veramente interessante per il centrocampo del Messina. Altri nomi legati alla società giallorossa sono quelli di Filippo D'Andrea e Diego Zuppel, altri due attaccanti. In questo momento sono un po' più sullo sfondo, viste anche le operazioni che il Messina ha già diciamo attivato. E poi come mercato in uscita abbiamo visto prima la breaking news su Luigi Carillo, ma ricordiamo anche che uno dei grandi, diciamo uno degli over che hanno guidato la rimonta del Messina lo scorso anno, ovvero Federico Piovaccari, bomber di grande esperienza nella scorsa stagione. Ebbene, Piovaccari ha firmato con il Giuliano. Questo significa che il Messina probabilmente cercherà anche dei profili d'esperienza anche in quel settore. Naturalmente ci si concentrerà in questa fase molto di più sui profili giovani, e solo in un secondo momento si arriverà magari a cercare profili un po' più d'esperienza, naturalmente compatibili con quello che è il gioco di Gaetano Tele. Ricordiamo il trasferimento, tra l'altro, alla fine della prima parte del ritiro del Messina in quel di Cascia. Adesso il gruppo si trova a Roma, e naturalmente ci si sta preparando appunto per quello che sarà l'inizio di una stagione che vuole vedere il Messina naturalmente maggiormente protagonista rispetto all'ultimo campionato. Ci chiedono eventualmente di Celiento per il Messina, potrebbe essere un'opportunità. Nelle prossime settimane si potrebbe valutare questa possibilità. E poi ci chiedono di qualche portiere che è stato contattato dal Messina. In questo momento rimane assolutamente per ora Lewandowski. Abbiamo già accennato l'altra volta come comunque il portiere abbia delle richieste da altre squadre di Serie C. Si valuterà eventualmente chi sacrificare, come dicevamo prima, della rosa dello scorso anno. Lewandowski è uno di quei giocatori che ha sicuramente marcato, quindi non escludiamo che il Messina stia cercando dei profili in quel settore, magari qualche profilo giovane anche in quel caso, però magari affiancato anche da un profilo di esperienza. Sappiamo come il portiere sia un ruolo piuttosto delicato, e quindi certamente cercare il giusto equilibrio in quel settore di campo è essenziale per una stagione tranquilla. La breaking news che vedete in sovraimpressione ci lancia verso l'argomento Catania. Come potete vedere, piace il terzino Francesco Rapisarda, proprio lui che tra l'altro aveva segnato nei playoff contro il Palermo nella prima partita dei playoff di andata contro Rosareno, proprio in Triestina Palermo. Lui catanese potrebbe tornare in qualche maniera a casa. È un terzino veramente, tra l'altro, molto interessante, uno dei profili che diverse squadre di Serie C avevano adocchiato. L'idea possibilmente di un progetto ambizioso per Catania potrebbe attirare tanti giocatori come Rapisarda dalla Serie C magari verso la Serie D, per una veloce risalita del Catania verso il professionismo. Appunto, per quanto riguarda il Catania, da poco, diciamo, qualche giorno fa, ha parlato il vicepresidente Grella, affermando che i calciatori firmeranno quando la FIGC consegnerà una categoria essenzialmente al Catania. Ormai è questione veramente di giorni, se non veramente di qualche ora, perché veramente ormai si è prossimi all'affiliazione del Catania alla Serie D. C'è già il nuovo numero
di matricola, quindi veramente ormai è agli sgocci l'iscrizione del Catania al massimo campionato dilettantistico, ed è per questo che impazza il Totonomi sia per quanto riguarda la panchina sia per quanto riguarda il mercato. Partiamo dagli allenatori, perché è il tema che certamente sposterà anche gli equilibri del mercato. È risaputo che ci sono tanti nomi in ballo per quanto riguarda la panchina del Catania. Alcuni sono giovani profili che hanno però già una Siamo in continuo evoluzione. Io non ho seguito la pressione della gente nel formare la lista dei dirigenti e neanche lo farò con i mister e con i vari calciatori. Voglio essere sicuro di chi metto dentro il club, e se questo comporta un giorno di più o 3 giorni di più, che saranno quei 3 giorni in più. Ci tengo tantissimo a chi verrà qua a rappresentare la famiglia di Rosario Pelligra e anche la città. Per quello non mi faccio mettere pressione dalla gente su cosa dobbiamo fare. Neri aveva cercato di spiegare nel momento in cui si era insediato nei giorni scorsi, spiegando anche quella che era l'idea del progetto tecnico del nuovo Catania. Ma non tutti in questo momento nella piazza, sia per quanto riguarda i tifosi, ma da capire anche negli ambienti della società, non tutti sono convinti di questo nome. Rimangono sullo sfondo profili più di esperienza come quelli di Giovanni Ferraro e Pino Irrera, ma come anche quelli di cui si era parlato negli scorsi giorni, Feola, Raciti, De Sanzo, Criaco, tutti nomi che certamente potrebbero fare in qualche maniera bene a Catania. Attualmente, come dicevamo, Turati è il nome che sembra maggiormente indiziato a prendere questa panchina dei rosso-azzurri. Non c'è più probabilmente molto tempo per aspettare questa benedetta ufficialità, anche perché, come potete vedere, il mercato chiama e certamente ci sono dei nomi in ballo, soprattutto per i tifosi rosso-azzurri, importanti, che potrebbero appunto far rivivere ai tifosi etnei un passato glorioso. Parliamo di giocatori come Ciccio Lodi, che non ha bisogno certamente di presentazioni e che continua a dialogare a mezzo stampa, ma non solo, con la dirigenza del Catania, e che potrebbe essere uno dei tasselli della ripartenza dei rosso-azzurri. Ma non solo, abbiamo accennato negli scorsi giornali quelli che sono i nomi Giacomo Rosaia e Andrea Russotto, che sembrano quelli più vicini eventualmente a un ritorno in maglia rosso-azzurra. E poi due nomi che certamente fanno gola a tante squadre di Serie D e che il Catania si potrebbe accaparrare, sono i nomi di Giuseppe Giovinco e Andrea Saraniti, entrambi in uscita da Taranto. Tra l'altro Saraniti era stato avvicinato anche dal Trapani per disputare quello che verosimilmente sarà il girone del Catania, il girone I, e in un primo momento ha rifiutato un possibile ritorno in Sicilia. Verosimilmente però negli ultimi giorni, soprattutto con la possibilità che questo giocatore possa rescindere, si è tornato a parlare di questo profilo per l'attacco del Catania. Giuseppe Giovinco, tra l'altro, è un altro di quegli attaccanti che non ha bisogno di presentazioni, è un giocatore che in Serie C ha fatto la differenza in tante squadre, non ultima proprio a Taranto, dove era compagno di Saraniti. Entrambi sembrano al passo d'addio con questa squadra e potrebbero rinforzare l'attacco del Catania. L'ultimo nome per quanto riguarda l'attacco del Catania è quello di Luca Miracoli della Feralpi Salò, anche qua mattatore della squadra rivelazione dei playoff di Serie C dello scorso anno. Feralpi Salò, che era arrivata praticamente ad un passo
finale playoff, sfidando appunto il Palermo, però Miracoli aveva letteralmente fatto cose devastanti nelle partite precedenti, eliminando quasi da solo la Reggiana nel turno precedente a quello della semifinale col Palermo, che sembrava letteralmente favorita nettamente favorita rispetto alla Feral Pisalò, cosa che poi così non è stata. Miracoli potrebbe essere uno di quei nomi che in Serie D potrebbe veramente fare molto molto bene, e il Catania ci sta pensando per in qualche maniera rinforzare, rimpolpare il possibile organico che si andrà insomma a insediare in Serie D, e che dovrà disputare questo campionato che sappiamo essere molto molto complicato. In chiusura, una parentesi sempre sul Catania e sul presidente del Catania, Ross Pelligra. Dalla Gazzetta oggi si apprende che ci potrebbe essere una sinergia con un club australiano, quello dell'Adelaide. Questa possibile sinergia potrebbe collegare la società etnea a questa società australiana per portare nuovi talenti in Europa. Ross Pelligra ha pensato a Catania come diciamo, piazza per lanciare e far crescere questi giovani talenti, e chissà che non possano magari venire fuori dei nomi interessanti nel futuro, diciamo, del calcio italiano, nel futuro del calcio catanese, che possono far riportare il Catania in Serie C. Diciamo quella che è l'ultima breaking news della nostra puntata dal Trapani, che manca solo l'ufficialità per Marco Civileri, anche in questo caso un ex Taranto, un Trapani che certamente vorrà affrontare il campionato di Serie D in maniera diversa rispetto allo scorso anno, quando si è un po' ripartiti con un po' di difficoltà per ritornare anche in questo caso in Serie C. E da capire naturalmente anche quelle che saranno le notizie che vengono dalle altre squadre siciliane. Sappiamo che c'è aperta anche la questione Giarre con Benedetto Mancini, non si sa in questo momento ancora se il Giarre potrà essere presente negli organici della prossima Serie D. Tutto questo e molto altro sicuramente lo troverete sul nostro sito www.sportisili.it, in cui potete trovare tutti gli aggiornamenti. Prima di salutarci facciamo un ultimo passaggio ai commenti social della nostra puntata. Ci chiedono di Mariano se può essere un nome spendibile per il Palermo. Al momento il Palermo sta sicuramente valutando dei rinforzi nella linea mediana e completare la difesa. È possibile che poi studi anche altre mosse per quanto riguarda il reparto avanzato. Sappiamo esserci una possibile pedina da acquisire nella zona in cui in questo momento agisce Roberto Floriano, ma naturalmente si potrebbe pensare anche ad un colpo che possa affiancare Brunori lì davanti come possibile ulteriore punta dell'attacco rosanero. Questo naturalmente potrebbe arrivare anche verso la fine del calciomercato. Sicuramente l'impegno con la Reggiana prossimo, il 31 luglio, potrebbe dare qualche indicazione ulteriore alla società rosanero per in qualche maniera dare spunti nuovi sul calciomercato. Salutano in questo caso anche Francesco Cammuca, che è in regia e che ringrazio per il supporto alla puntata. Non ci sono altri messaggi, quindi vi rinnovo l'appuntamento alla prossima puntata venerdì alla stessa ora, alle 18, per pillole di Sessa. Vi rimando al nostro sito per tutti gli aggiornamenti www.sportisili.it e di seguirci su tutti i nostri social, da Facebook a Instagram a YouTube, dove potete trovare ulteriormente questa diretta, così come anche su Twitter. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo assolutamente alla prossima puntata. Ciao!